La quarta corsa è una Maiden per cavalli di 3 anni, sono in 11 dietro la macchina. La favorita è la Regale Emotion B. Quando la macchina inizia a muoversi, quota di 3. 3,75 Evasop, poi Ezechiele OP e Enjoy Stecca considerati, gli altri in doppia cifra. Autostart che inizia a muoversi, il numero 1 Evasop, Roberto Vecchione, 2 Ellington Treb, Tommaso Gambino, 4 Emotion DS Davide Di Stefano, 4 Hendrix Lan VP dell'Annunziata, 5 Emotion B Mauro Biasuzzi, 6 Enjoy Stecca Lorenzo Baldi. In seconda fila Eiolo, Vittorio Viti, 8 Ezechiele OP, Enrico Bellei, 9 Elmo Getta, Niello Vitagliano, 10 MNL Antonio Dinardo, 11 Exmoor dei Greppi, Antonio Greppi. Macchina che prende velocità, problemi per Ezechiele OP. E si parte con veloce Emotion DSE che va a condurre nei confronti di Enjoy Stecca che parte bene al largo ma sbaglia. E così in seconda posizione numero Hendrix 6, Lan Enjoy che Stecca, sbaglia a sua volta, si riprende proprio al volo. Punta in avanti Ellington Treb che si porta in scia MNL, passa a condurre Ellington Treb dopo 200 metri in 16, al largo MNL con in scia Emotion B, secondo lo steccato Emotion DSE, poi Hendrix Lan, quindi Evasop che sbaglia. Quindi Elmo Jet, poi l'11 di Exmoor dei Greppi ed Eiolo. 31,3 per il quarto d'approccio, con al comando Ellington Treb, al suo esterno Emenel, Emotion DSE seconda lo steccato avanti ad Hendrix Lan, quindi Emotion B. Exmoor dei Greppi che prova a risalire a sua volta all'esterno. Davanti alle tribune Ellington Treb che comanda il gruppo su Emotion DSE, di fuori Emenel, poi Hendrix Lan in leggera difficoltà sull'approccio in curva Emotion B. Quando il giro se n'è andato con una frazione in 32, numero 4 sbagliano Hendrix Lan ed Elmo Jet. Il chilometro se n'è andato in 1,16,5. Emenel scende nella scia di Ellington Treb, è in difficoltà anche Emotion DSE, si muove dalle retrovie Exmoor dei Greppi che però è ormai distante dalla testa. Ellington Treb che si sta staccando da Emenel quando siamo a 400 dalla conclusione, 1,32 i 3/4 di miglio. Ellington Treb in vantaggio su Emenel ed Exmoor dei Greppi a 250 metri dalla conclusione. Ellington che ha sempre quel paio di lunghezze su Emenel ed Exmoor dei Greppi che prova ad avvicinarsi ma è ancora tanto distante. La retta arrivo per Ellington Treb che si allontana da Emenel. Ellington Treb che nel finale porta a casa il successo su Emenel ed Exmoor dei Greppi. 31,5 ad arrivare, 1,16,9 ragguaglio cronometrico per il successo di Ellington Treb. Tommaso Gambino, il training di Mattia Ricci, colori della scuderia Limitless di Matteo Zaccherini. Alla prima uscita per il nuovo training e per il nuovo proprietario, Ellington Treb coglie il primo successo in carriera in percorso di testa con il numero 2 Ellington Treb, Tommaso Gambino, Mattia Ricci, la scuderia Limitless.